buongiorno, stiano comodi, prego. Abbiamo atto della presenza degli avvocati Faraone, Siracusano, Pogliese, Amato, Guzzone, l'avvocatessa Danna, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Papalia, l'avvocato Curcuruto, l'avvocato Sambataro, Catania Milluzzo, Giuffida, l'avvocato Antocci. Poi per la costituzione del rapporto processuale abbiamo una comunicazione dell'ufficio matricola della Casa Circondariale dove si dice che Cesarotti Francesco, Di Re Giuseppe, Puglisi Salvatore, e Salemi Salvatore, interpellati se intendevano presenziare all'udienza odierna, gli stessi si rifiutavano di presenziare senza peraltro voler apporre regolare rinuncia sull'apposito modello, quindi queste 4 persone debbono ritenersi rinunzianti. Peraltro la Corte ribadisce l'ordine di traduzione in aula delle persone nei confronti delle quali deve procedersi a ricognizione e pertanto tra questi 4 ci sarebbe il Cesarotti Francesco. Presidente, per quanto le altre persone sono le stesse già indicate nel verbale dell'udienza precedente. Pubblico Ministero. Ecco, i pubblici ministeri rinunciano alla ricognizione nei confronti di Caruso Gaetano e Caruso Carmelo. Sì, allora si dà disposizione affinché la cancelleria comunichi immediatamente alla stazione dei carabinieri territorialmente competente della rinuncia del pubblico ministero e quindi che non deve essere più accompagnato Caruso Gaetano. Presidente, Caruso Carmelo mi si dice che è in aula. No, non rinunciamo, Presidente, anche con l'avvocato ne abbiamo parlato, con l'avvocato dell'interessato. Quindi per Caruso Carmelo insistiamo nella richiesta di ricognizione. Solo per Caruso Gaetano allora? Rinunciamo solo per Caruso Gaetano. Vedo le tue impressioni per Caruso Gaetano, che non occorre più la traduzione, dopodiché volevo preannunciare che il giorno 2 maggio sarebbe un giorno destinato alla sperimentazione della cosiddetta teleconferenza e con il completamento del controesame e dell'esame di Grancagnolo Carmelo, se ne vogliono prendere nota. Presidente, mi scusi, il 2 maggio? 2 maggio, sì, mi pare che dovrebbe essere... Mercoledì? Mi pare il 2 maggio dovrebbe essere... Giovedì, credo. Giovedì, sì. Giovedì 2 maggio dovremmo poter attivare questo strumento. E si fa il controesame, si finisce il controesame? Sì, per finire Grancagnolo era stato sentito a Torino e non si era finito di esaminarlo e quindi solo per quella parte che rimane da fare, essendo l'oggetto limitato, può bene servire per vedere un po' come funziona il collegamento a distanza. Quindi procediamo con il programma, introduciamo il signor Malvagno.
Presidente, Avvocato Attanasio. volevo chiedere una cortesia per il mio assistito Ferrante Filippo. Nel caso si dovesse procedere alla ricognizione, se fosse fatta fra le prime o per primo, perché ha i familiari con i quali vorrebbe incontrarsi oggi, avrebbe il colloquio. Lo chiedo anche ai C'è pubblici una serie di ministeri. richieste fatte già dagli avvocati, da alcuni avvocati, quindi mettetevi d'accordo tra di voi. Non lo sapevo. Perché c'è l'avvocato Paparia che aveva chiesto la stessa cosa, Non sapevo. stessa cortesia, no, la stessa cosa. L'assistito dell'avvocato Paparia chi è? Chi è l'assistito dell'avvocato Paparia? Cesarotti, Presidente. E per l'avvocato Attanasio? Ferrante Filippo. C'è. Facciamo Cesarotti, Ferranti e poi Como. Sì, può accomodarsi, sì. Annotiamo che è arrivato l'avvocato Romano. La parola all'avvocato Faraone. Sì, grazie signor Presidente. Signor Malvagna, lei continua a confermare che il signor Santo Mazzei si sia occupato di approvvigionamento di armi ed esplosivi per conto di Palermo, dei palermitani? No, per conto dei palermitani no, per conto dell'organizzazione sempre del Santa Paola, per un lavoro che dovevano fare insieme con i palermitani. Quando sarebbe accaduto ciò? Nel 1992. In che mese? Il mese di preciso non lo so, io ne sono venuto a conoscenza verso l'aprile-maggio del 1992. Quindi lei non era presente a questo approvvigionamento oppure comunque all'impegnativa per occuparsi dell'approvvigionamento? No, io non ero presente. Lei da chi ha avuto riferito questo fatto? Questo fatto io l'ho avuto riferito sia dal Malpassoto e sia da Girolamo Rannesi, e poi successivamente ne ho parlato anche con il fratello del Mazzei, Matteo Mazzei, nel carcere di Bicocca. Lei era presente alla riunione che a suo dire si sarebbe tenuta ad Enna e sarebbe stata presieduta da Riina? No. Era presente Pulvirenti Giuseppe? No. Tra gli quale alleato di Pulvirenti sarebbe stato presente Mazzei Santo? No. A me mi è stato detto che era presente Santa Paola. Ma di questa riunione lei non ha avuto notizia da Pulvirenti? Sì. Gliel'ha raccontato Pulvirenti? Sì. Senta, lei mi sa dire fino a quando è durata la guerra con i Nicotra e i Tuppi? Ma fino a che io sono stato fuori in libertà non si è mai interrotta la guerra.
E quindi fino al novembre del 1992. Fino al novembre 92 non si è interrotta. Lei sa se poi si è interrotta? No, se si è interrotto non lo so di notizie di persone inserite in quell'organizzazione che avevano contattato persone del gruppo Pulvirenti. Signor Presidente, io ho concluso, grazie. Avvocato Corculuto, domande? Nessuno? Avvocato Giuffrida? Nessuno? A parte Cigli, sì, certo. Prego? Allora, un momentino. Nell'interesse di chi, avvocato Catania? Prego? Preferisco non dirlo, ma l'interesse ce l'ho. E in relazione, ha parlato dell'omicidio Pappalardo ieri sera. Io le volevo fare solo la domanda Lo individuiamo allora attraverso... sulla causale, cioè cosa lui sa sulle ragioni per cui... Può procedere. Sì. Signor Malvagna, lei ha parlato di questo omicidio e credo che ne abbia già parlato della causale, dicendo che questo tizio non voleva sottostare, era subentrato agli Alleruzziani, lei mi pare che così si è espresso. Può essere più preciso sul punto? No, quello che ho riferito, più preciso. E cioè che cosa ha riferito? Può essere che io non ricordo bene. Sì, la causale che ha appena spiegato lei, che questo Salvatore Pappalardo aveva preso la direzione del gruppo di Paternò e nei rapporti che c'era tra il gruppo di Paternò e l'organizzazione del Malpassoto, questo Pappalardo non si rivelava una persona, diciamo, leale, faceva cose anche di testa sua e quando gli venivano date alcune direttive, questo qua li prendeva a malavoglia e allora si è deciso che era una persona che non poteva stare in quel posto. Ho capito, cioè non riconosceva l'autorità del Malpassoto, insomma, del vostro gruppo. Sì. Vabbè, non ho altre domande, Presidente, grazie. Presidente, una sola domanda. Con riferimento alla visita della via di Picanello, l'epoca in cui lei si sarebbe recato presso questi locali, l'epoca intendo dire anche l'anno. Su questo punto era terminato l'esame e il contraesame. No, siccome l'ha ripreso il pubblico ministero. Su questo punto di Picanello. Presidente, credo che... Presidente, io mi sono limitato a fare una domanda alla quale i commenti da riprendere li ho annotati. Presidente, ascolti, una cosa devo dire, poi con signoria la rigetta, per ricordarlo al pubblico ministero. E la Cassazione si è espressa in questi termini, che anche dopo l'esame, controesame e riesame suo, la difesa può intervenire. Grazie. Prego, avvocato. Allora, avvocato Siracusano. Dovrebbe, credo, accendere il microfono. Credo di non aver letto sue precedenti dichiarazioni sul tema relativo al comportamento del dottore Baudo. Ora io le chiedo, lei ha reso precedenti dichiarazioni su questo punto o è la prima volta che risponde a una domanda, tra virgolette, a sorpresa del pubblico ministero? Non mi ricordo se ho reso dichiarazioni in merito. Ma cerchi di ricordarlo, lei ricorda così bene le cose dopo tanti anni e non ricorda una circostanza del genere, che dovrebbe essere più recente. Lei ricorda fatti dell'84 e non ricorda un'operazione successiva, una sua dichiarazione che potrebbe essere avvenuta qualche anno fa, non credo che sia avvenuta tanti anni fa. Cerchi di ricordare, capisco che certe cose si possono dimenticare, ma cerchi di ricordare. Non ricordo se ho fatto queste dichiarazioni, perché ho fatto tante dichiarazioni e non ricordo se le ho fatte o non le ho fatte. Ho capito. Lei ha detto che ha saputo queste cose da Marina e Pulvirenti, credo di capire, no? E anche da altri. Ma ci vuole dire da chi? L'ho detto ieri, li devo ripetere. No, lei deve capire, io non ho letto la sua dichiarazione di ieri, io ho soltanto una notizia ANSA e da questa notizia desumo soltanto questi due nominativi. Comunque, se ritiene di non dover ripetere le cose, poi magari
controllerò io questa dichiarazione precedente. Non è questo il problema. Io vorrei che lei mi specificasse, se può specificare in modo più particolare, in modo più puntuale, quando sarebbe avvenuto questo furto. Guardi, Il furto il furto nella casa di Baudo dove sono state asportate gioielli e pellicce. Sì, ecco. Quando? Guardi, quando è stato perpetrato il furto io non lo so. Io queste notizie le ho prese nel 1993 o 1994 durante la comune detenzione con Carmelo Marino, e poi successivamente l'ho saputo anche dal Malpassoto, perché in seguito siamo ritornati più volte sull'argomento del signor Baudo, specialmente nel periodo in cui il signor Baudo ha subito l'attentato. Quello che mi ha detto io ho riferito durante l'udienza di ieri. Ma allora forse le mie notizie sono errate. Io avrei capito che questo furto sarebbe avvenuto prima dell'84. Sì, se io l'ho preso nell'84 l'ho preso che già era avvenuto il furto. Ah, lei perciò l'ha preso nell'84? Sì. Ed era avvenuto prima dell'84, appunto. Ecco, ma sa se è avvenuto in una casa di abitazione, in una casa di villeggiatura del dottor Baudo? No, questo qua non lo so, so che è avvenuto in una casa e so che erano cose del signor Baudo e che l'organizzazione è stata contattata e si è prodigata e ha ritrovato il tutto. Ho capito. No, io vorrei sapere, ma lei non sa perciò se era dove era allocata questa casa? A Catania, fuori Catania, in un paesino? Era una casa di abitazione o una casa di villeggiatura? Guardi, questo io non lo so, per quello che mi hanno fatto intendere, perché il punto dove era la casa non me l'hanno detto. Mi hanno fatto capire che era una casa che era situata nei paesi etnei, addirittura Mascalogia, Nicolosi, una cosa del genere. O Mascalogia o Nicolosi. Perciò sia l'uno che l'altro, quando riferirono questa circostanza, rimasero nel generico, sia l'uno che l'altro. Sì, nella circostanza della casa non si entrò. È rimasta generica, sì. Ho capito. Un'altra circostanza mi interesserebbe sapere da lei. Lei conosce, almeno secondo le notizie che mi pervengono dalle dichiarazioni di ieri sera, lei sa che questa refurtiva sarebbe, per la ricerca della refurtiva si sarebbero impegnati ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e anche esponenti del clan Pulvirenti. Ha detto questo? Sì. Potrei sbagliare, guardi, io ho notizie soltanto estrapolate dal verbale. È così, lei ha detto questo? Sì, so che... Perciò sarebbero venuti ufficiali dei Carabinieri insieme al... Ma sono intervenuti insieme? C'era un accordo fra questi due settori? Guardi... della ricerca o sono intervenuti in momenti successivi? Sono intervenuti insieme. Più volte l'organizzazione del Santa Paola è rientrata in contatto con gente delle forze dell'ordine. Ora, gente o ufficiali dei Carabinieri? Lei specifica ufficiali dei Carabinieri? Io in quel caso ho specificato ufficiale dei Carabinieri. In quel caso? Adesso sto dicendo gente perché sto parlando che più volte si è operato insieme. Perfettamente d'accordo. Ora, ma questo rapporto fra... nel caso nostro, fra ufficiali dei Carabinieri e clan, scusi, io vorrei essere preciso, non vorrei, e gli esponenti del clan Pulvirenti, questo rapporto da chi veniva, come dire, gestito? Ma questo rapporto veniva gestito dai vertici dell'organizzazione. Per un tempo è stato gestito direttamente dal Santa Paola
e qualche volta presente è stato anche il Polvirente in alcuni Ma incontri. l'iniziativa apparteneva a chi? L'iniziativa di che cosa? Voglio dire, chi ha chiesto? Insomma, se lei è preciso su questi termini, noi stiamo partendo dalla premessa che c'era questo rapporto tra ufficiale dei Carabinieri e vertici di Cosa Nostra. Vorrei sapere, nella ipotesi di specie, in questo caso, l'iniziativa fu degli ufficiali dei Carabinieri? Questo non glielo so dire, di chi fu l'iniziativa. Perché diventa molto importante accertare se questo rapporto fra Carabinieri e vertici di Cosa Nostra sia avvenuto su iniziativa degli ufficiali dei Carabinieri o di Pippo Baudo. Questo non glielo so dire. Ho capito. Se lo sapevo l'avrei detto. Mi rendo perfettamente conto. L'ultima domanda, lei dice che a un certo punto, in relazione ai comportamenti successivi del dottore Baudo, appunto perché aspetti che leggo, perché scusate, non si sarebbe più prestato ai favori che l'organizzazione gli chiedeva. Ma quali favori chiedeva l'organizzazione al dottore Baudo? Non glielo so dire quali favori chiedeva. Ma scusi, perché la disponibilità riguarda una certa categoria di favori, perché allora dire disponibilità resta una cosa estremamente generica, non le pare? Sì, come non mi pare, però più preciso di così non posso essere. Perciò lei non sa quali favori avrebbe in un primo tempo dato Baudo e in un secondo tempo negato Baudo. Lei non lo sa quali favori sono. Io non lo so, però quando mi è stato riferito ciò, essendo che il Baudo è una persona, diciamo, dell'alta società, mi sono fatto una figura di me stesso, però non è che posso dire gli ha fatto... Ho capito, una sua intuizione, giustissima, magari congrua, ma è una sua intuizione. È così? Una mia intuizione dei favori che avrebbe potuto fare, sì, però di specifico ha fatto questo favore, ha fatto quell'altro favore, io non lo so. Vabbè. Ho finito, Presidente, grazie. Pubblico Ministero? Malvagna, giusto per comprendere meglio questa vicenda relativa al Baudo, lei apprende le prime notizie sul Baudo nell'84, è sì. Così? E non sa dire se vi sia stato un contatto diretto del Baudo oppure un contatto mediato attraverso ufficiali dei Carabinieri, è così? Sì. Successivamente, e se può collocarlo nel tempo, quando ha avuto notizie sul Baudo, in che occasione e i termini precisi delle notizie ha preso? Successivamente altre volte ho sentito parlare il malpassato del Baudo quando capitava che si vedeva in televisione. Cioè, ecco, se possiamo collocare nel tempo questi discorsi, perché lei ha accennato anche a discussioni avute al tempo dell'attentato, quindi andiamo in un certo arco temporale. Lei lo sa più o meno quando è stato l'attentato? L'attentato, se non vado errato, è stato nel 1991, fine del 1991, o massimo inizi del 1992. Ora, e quindi lei ha avuto discussioni in quell'arco di tempo. In quale altro arco temporale, se vi è stato, ha avuto modo di apprendere notizie relativamente al Baudo? Nell'arco di tempo in cui il Baudo ha subito, diciamo, l'attentato alla villa, abbiamo commentato e ho appreso, cioè, le decisioni che erano questa decisione da chi era stata presa e per quale motivo era stato fatto quell'attentato alla casa del Baudo. Ed è quello che ha riferito poi ieri. Sì. Prima di quel tempo ha avuto modo di discutere con qualche altro appartenente all'organizzazione? Lei ha detto in occasione di trasmissioni televisive. Si collocano sempre nello stesso arco temporale?
Cioè vi è, diciamo, un salto temporale fra l'84 e il 90, 91, 92, quello che è, oppure nel periodo intermedio ha avuto modo anche di discutere altre volte del Baudo? Discutere del Baudo cosa significa? Io vorrei che si facessero delle domande su circostanze specifiche. Discutere del Baudo è un fatto estremamente ambiguo sul piano della domanda, mi deve scusare. Ma, proprio il termine magari discutere può essere, ma comunque si intende benissimo. Chiaramente si inserisce una serie di domande dove si parla di favori che avrebbe reso il Baudo, giusto per comprendere il tenore del discorso. Che si mi specificano i favori. E anche il pubblico ministero. Comunque il termine è stato specificato, quindi l'opposizione mi pare che non può essere più accolta, può rispondere alla domanda. Sì, verso il 1985-86 ho sentito dei commenti fatti in delle apparizioni in televisione del Baudo, che già cominciava qualche parola di lamentela, e poi ho saputo... un attimo solo, sì. Ecco, cerchiamo di essere più precisi su questo punto. Innanzitutto, da chi ha sentito queste cose? Da Giuseppe Polvirendo, Malpassato. E le lamentele in che cosa consistevano, se lei in qualche modo ricorda i termini del discorso del Malpassato? Consistevano che questa persona, diciamo, non dimostrava più la disponibilità nei confronti dell'organizzazione, e il Malpassato parlò in questi termini, diceva, noi quando lui ha avuto di bisogno, che gli è successo quel fatto di cui io già ho raccontato, ci siamo subito prodigati. Poi qua in Sicilia a lui non gli è mai successo niente, ha fatto tutto quello che ha voluto, perché mi spiegò anche il Malpassato che il Baudo qui in Sicilia aveva anche interessi economici, dice, e lui è poco riconoscente nei confronti dell'organizzazione. E poi stava aggiungendo qualche altra cosa, stava continuando, ricorda qualche altra? Sì, poi quando successivamente commentammo l'attentato che si fece alla villa, il Polvirenti mi dice sì, è un discorso che aveva lasciato in aria Salvatore Santapaola, perché era stato arrestato, e l'ha ripreso subito dopo come è stato scarcerato. Salvatore Santapaola chi? Il fratello di Nitto Santapaola. E le specificò i termini del discorso? No, sempre ricollegandosi al fatto che il Baudo non dimostrava più disponibilità in seno all'organizzazione. Allora loro usarono pure parole volgari, adesso a questo cornuto gli facciamo uscire i soldi, lo pieghiamo noi. Malvagna, lei poc'anzi, a domanda del difensore di parte civile, ha risposto che in merito ai favori che eventualmente il Baudo avrebbe reso alla vostra organizzazione o a quella del Santapaola si è trattato di una intuizione sua. Ora, io non ho ben compreso il significato di questa risposta in esito anche alla risposta che lei ha dato. Cioè, per comprendere, il Malpassato o chi altri le parlò mai di favori precisi che sarebbero stati resi dal Baudo alla organizzazione, o di favori fatti dall'organizzazione al Baudo? Di favori precisi che il Baudo aveva reso all'organizzazione non mi parlò mai. Di favori fatti mi parlò di quel favore che aveva fatto l'organizzazione del ritrovamento di quella refurtiva, di quelle cose che erano di proprietà del Baudo o che gli interessavano al Baudo. Allora, ha finito il pubblico ministero? No, Presidente, soltanto avrei puntualizzare.
Relativamente a quel favore, lei ha avuto modo di parlarne con Carmelo Marino, detto. Lei ricorda il periodo di detenzione di Carmelo Marino? Lei ha fatto riferimento all'84, se mal non ricordo, come data in cui ha preso dal Marino in carcere. Sì, nel 1984 eravamo detenuti nel carcere di Piazza Lanza, alla sezione sinistro, nella stessa cella, la cella 55. Senta, lei, se mal non ricordo, anche ieri ha fatto riferimento al 94, era, e anche poc'anzi, mentre era esaminato dal difensore di parte civile, lei ha indicato il 94 erroneamente, oppure c'è un qualcosa che sarebbe avvenuto nel 94? L'ho indicato in che circostanze io il 94? Signori, silenzio per favore. Vi prego di fare silenzio. Lo svolgimento dei lavori deve seguire un certo ordine al quale io non posso derogare. Vuol dire che vi autorizzerò un altro giorno il colloquio quando sarà possibile. Presidente, se io chiedo il permesso di far allontanare Ferrante e poi lo richiamiamo, lo fa per ultimo il confronto, perché ha un colloquio fissato per oggi, se lei consente. A che ora ce l'hai il colloquio? Se non... Io non vorrei fare un lavoro in più, avvocato Attanasio. A che ora ce l'hai il colloquio fissato, Cesarotti? Si informi per favore. Non Cesarotti, Ferrante. Ferrante, a che ora ce l'hai? Subito. E poi verrebbe più tardi per fare la... se ne vada, Cesarotti, per favore, accompagnatelo. No, Cesarotti, Ferrante. Ferrante Filippo, maresciallo, lo porti al carcere, vediamo. Poi lo riporta finito il colloquio. Proceda. Dunque, Malvagna, lei ha riferito di quest'altra data, è un riferimento diciamo per fatti precisi, oppure era un cattivo ricordo in merito alla data? Ma sicuramente mi sono sbagliato con l'84, perché nel 94 non ho avuto modo di parlare delle vicende riguardanti al signor Baudo. E un'ultima cosa, Malvagna, lei ha parlato della vicenda con il Marino Carmelo, della vicenda relativa al furto. Questa stessa vicenda l'ha ripresa come discorso con il Malpassoto? Sì, questa stessa vicenda l'ho ripresa con il Malpassoto. E come mai? In che occasione? Nell'occasione che, come ho detto, mi sembra nell'85-86, il Baudo è comparso... non mi ricordo adesso che trasmissione era, e il Malpassoto riprendemmo di nuovo quel discorso e mi fu concorde con quello che mi aveva riferito il Marino. Ma il Malpassoto sapeva che lei aveva avuto il discorso con il Marino? No, non ne avevamo mai parlato con il Malpassoto di queste cose. Quindi non riprese il discorso, cioè fu un discorso iniziato al Malpassoto? Sì, sì. Senta, lei sa se il Baudo si sia mai incontrato con appartenenti all'organizzazione del Malpassoto o con appartenenti all'organizzazione del Santa Paola? No, questo non lo so.
Signor Malvagna, volevo sapere una cosa. Lei ha parlato di contatti con il Mazzei e i palermitani per degli attentati nel nord Italia. Questi attentati poi sono stati realizzati? Questi attentati, se sono stati realizzati, non lo so, perché poi il Mazzei nel settembre del 1992 è stato arrestato. L'ultima domanda, lei quando è diventato nipote acquisito del Malpassato? Quando si è sposato lei? Io ho convissuto con mia moglie dal 1985 in poi, dal maggio dell'85, e mi sono sposato nel gennaio del 1989, anche perché mia moglie ancora non aveva l'età. E prima dell'85 lei già conosceva il Malpassato? Sì, l'ho conosciuto alla fine del 1984 di persona, poi qualche volta l'avevo intravisto, però non avevo mai avuto modo di conoscerlo di persona, però già sapevo chi era il Malpassato in precedenza. Ora, Presidente, io da fare una richiesta prima che... Desidero, a nome personale la faccio la richiesta, come difensore, lei sa che collaboro sempre con lo svolgimento delle udienze, però io come difensore esigo che nel vano centrale non stiano mai i carabinieri, nel vano centrale vicino ai banchi della difesa non deve starci nessuno dei carabinieri, i carabinieri devono stare ai lati, mai nei vani centrali, non c'è nessun motivo che stiano tra i banchi dei difensori. Come lei era detto, Presidente, la prego, questa è un'esigenza mia a titolo personale, lei mi conosce, assolutamente non v'è motivo che nessuno della forza stia tra i banchi dei difensori, possono stare ai lati, qui non c'è niente assolutamente da vedere e da controllare, noi dobbiamo essere assolutamente liberi nell'espletamento del nostro dovere, questa è la mia richiesta, parla l'avvocato Sambataro. Non c'è oggetto di provvedimento da parte di questa Presidenza. Signor Malvagna, ora si tratterebbe... Presidente, se si ripete però il fatto, io non mi sento libero e guardato, mi allontanerò dall'Aula. Avvocato, faccia quello che ritiene, insomma. Sì, infatti lo sto facendo, Avvocato. Si tratterà di osservare delle persone che le saranno mostrate e dovrà dirci se riconosce taluna delle persone che ha già indicato nel corso dell'esame e del controesame. Vorrei a tal fine chiederle se lei ha proceduto prima di ora a ricognizione personale o a identificazione fotografica nei confronti di persone che ha nominato nel corso dell'esame. Sì, alcune persone sì. Cioè ha fatto ricognizione di persone? No, fotografica. Dunque, diciamo che lei ha visto, le sono state mostrate fotografie ai fini di identificazione di persone che lei ha indicato appartenere alla famiglia e al clan di Benedetto Santapaola? Sì. In che occasioni si ricorda? Durante gli interrogatori che ho fatto, adesso l'occasione non me la ricordo di preciso. Voglio dire, in aule giudiziarie o anche nel corso di indagini del pubblico ministero? Nel corso di indagini del pubblico ministero. Va bene, così dovrebbe appartare. Sì. Allora, intanto vorrei sapere se ci sono in aula, se c'è Caruso Antonino in aula. Presidente, Sì. mi chiedeva il difensore dei Cesarotti se potesse iniziare. Sì, grazie. Cesarotti e poi Coco Carmelo, mi sto Presidente. informando, prego. Prima Cesarotti e poi Coco Carmelo, le sarei grato.
Li possiamo fare venire insieme. Sì, signore. Quella riserva, c'è una riserva su 2 miei assistiti. Presidente, è opportuno che io ritorni sull'argomento, cioè il termine della questione sono chiari? No, abbiamo presente perfettamente il tema e i termini dello stesso. Maresciallo, mi scusi, se vuole avvicinarsi. Se mi può fare portare sotto i colli, si occupa Francesco, Coco Carmelo, Patrizio Antonino, Di Bella Gaetano e altri 2 volontari. L'ufficiale giudiziario, per favore, se mi può sistemare il microfono e quell'altro microfono. Sì. Quella va bene dove? Quello si dovrebbe. Beh, lo può lasciare anche lì, sì. Sì, va bene. E un po' più indietro la sede e il microfono, grazie. Va bene?
Chi è stato contumace di queste persone sinora? Chi? Caruso Carmelo. Si vuole avvicinare Caruso Carmelo, per favore? Si accomodi da quella parte, si sieda, signor Caruso. Sinora, per la sua posizione processuale, sinora lei è stato contumace. Sì. Ora, siccome l'abbiamo fatta venire per essere sottoposta a esperimento di ricognizione personale, io la sto interpellando per sapere se lei intende presenziare o limitare la sua presenza soltanto a questo esperimento. Signor Presidente, io sono sorvegliato speciale, sono senza patente, quindi sono nell'impossibilità di poter venire. Sì, ma dal momento che stamattina è venuto possiamo anche revocare l'ordinanza contumaciale. Ma come? Procedere. Dico, potremmo anche revocare la contumacia nei suoi confronti dal momento che è venuto. E poi per il resto lei potrà rimanere assente secondo le sue esigenze. Stamattina il difensore c'è di... Sono l'avvocato Antocci, Presidente, difendo il Caruso Carmelo. Sono qua, Presidente. Sì, avvocato Antocci. Chiaramente l'ordinanza contumaciale deve essere revocata. Il Caruso Carmelo resterà assente per il resto del dibattimento, a meno che la signora vostra non voglia autorizzarlo a presenziare alle udienze. Perché il suo problema è che, essendo sorvegliato speciale, oltre ai limiti imposti dalla impossibilità di utilizzare mezzi di locomozione, di fatto dovrebbe essere autorizzato volta per volta dall'autorità procedente a presenziare a queste udienze. Ma mi sta facendo presente che non ha patente, che ha difficoltà di... Appunto, di ma se lei lo autorizza, Presidente, casomai qualche volta quando vi è necessità non avremo i limiti che abbiamo avuto fino ad oggi. Approfittate allora, di questa se occasione. si deve deliberare di volta in volta, avvocato Antocci, è sufficiente che mi si faccia l'istanza. Ve la ringrazio, Presidente. Comunque, chiaramente concordo con lei che l'ordinanza contumaciale va revocata. Il Caruso è presente in aula e quindi da questo momento in poi risulterà assente. Non vedo la questione. Allora, si revoca la dichiarazione di contumacia dell'imputato Caruso Carmelo e lei ha diritto di fare le sue dichiarazioni da questo momento in poi. Se ha qualcosa da dichiarare lo può fare. Signor Presidente, io non ho niente da dichiarare, non lo so. Io sono estraneo ai fatti, guarda. Vabbè, se ne può ritornare là in fondo o dove preferisce, nella parte in fondo dell'aula. Che succede in quel posto lì? Qual è il problema? Ho sentito l'imputato afferma che dovendosi sottoporre ad atti di raffronto o di ricognizione, non so perché ieri al momento in cui si dispose non ero presente, deve essere egli a chiedere le persone che facciano parte del novero dei riconoscenti, né la forza pubblica né un estraneo. Dice è suo diritto chiedere le persone che si mettono al fianco. Può farlo. Ho detto c'è 4 persone da identificare più 2 volontari. Sì, ma lui afferma, dice è un mio diritto o scegliere o chiedere che altri siano sottoposti. Non è suo diritto, è solo una cosa conveniente per tutti, per la bontà dell'esperimento. Quindi noi non abbiamo niente in contrario a che li indichi lui stesso. Che egli indichi le persone da porsi al lato.
Allora, un gruppo di 3 persone da riconoscere più 3 persone estranee al riconoscimento. Solo che, guardi che dobbiamo dire il suo nome in questo momento. No, Presidente, mi consenta, potrebbe... È lui che vuole fare delle dichiarazioni prima, come lo verbalizziamo, Avvocato Papalia, se no le fa dopo. Dica lei, se dobbiamo verbalizzare dobbiamo mettere il nome dell'altro, lo deve dire. Sì, ma mi scusi Presidente, se il nome potesse farlo lui non al microfono e inserirlo nella stenotipia e verbalizzi di chi giusto, si tratta. solo questo. Avanti, dica quello che deve dire. Ora accende il microfono. Volevo dire una cosa. Io abito da 18 anni a Mascalucia. Siamo una famiglia numerosa, 25 Cesarotti, in un paese che prima eravamo 2000 abitanti. Chi non ci conosce a Cesarotti, a Mascalucia? Questo signore ho sentito dire che mi aveva visto nel bar molte volte, il sabato e la domenica, perché durante la settimana noi siamo al lavoro alla stazione. Quale reato è? Questo dice che noi non ci... Mi scusi, questo dice che automaticamente noi mai ci siamo salutati con la mano, ci siamo salutati con un gesto. E un giorno è venuto a casa mia a chiedere delle informazioni. Come le posso dare queste informazioni anche se io sapessi a uno che non conosco? Ma questo esperimento si limita soltanto a accertare se la persona di cui parla è lei o si tratta di un suo cugino, di un suo zio, cose di questo genere, di un altro Cesarotto, insomma, se lei ci dice che è inutile il l'avvocato concorda su questo, noi lo rimandiamo. Io lo voglio fare il confronto, perché se automaticamente noi ci vedevamo da poco, il sabato alla domenica automaticamente, ma non vedo se questo dice che è un frequentatore di Mascalucia o non conosce il discorso. Comunque io ho voluto dire questo. La ringrazio. Allora, diamo atto che sul pretorio viene introdotto un gruppo di 6 imputati, i quali si dispongono a loro scelta alla destra rispetto al punto di osservazione del Presidente, che è di fronte al punto di osservazione della persona che deve attuare il riconoscimento. Vogliamo introdurre Malvagna, per favore. Se non mi dispiace, qualche passo più avanti. Va bene, no? Dovrebbero spostarsi ancora un po' avanti. E questo è il limite, non possiamo andare oltre, ne rimane uno, sì. E si deve accomodare di là, signor Malvagna. Sì. Allora, guardi queste persone e dica se riconosce qualcuna delle persone che ha indicato, cominciando dalla sua destra rispetto al punto di osservazione. Cioè dal suo punto di osservazione. Conosco il numero 3
Cominciamo dalla destra. Ah, dalla destra? Sì, non dalla sinistra. Conosco il numero 1. Il numero 1. È Franco Pistone. Poi? Conosco il numero 2. È Tuccio Salvatore. Conosco il numero 3. È Tano Di Bella. Conosco il numero 4. È uno dei fratelli Cesarotti. Gli altri non li riconosco. Possiamo fare ritirare, o vuole intervenire in questo momento, avvocato? Facciamo ritirare. No, solamente intervenire in questo senso. Se autorizza a far dire il nome all'ultimo partendo da destra. Che il primo a destra. No, il primo alla mia destra, cioè il primo a sinistra guardando dalla posizione Malvagna. Scusi avvocato, lo dovrebbe dire in presenza di... Il Malvagna ha detto che gli ultimi due non li conosce. Perfetto. Sì. A me interessa che l'ultimo dica il suo nome. In presenza di Malvagna? Certo, in presenza di Malvagna. Non se ne riconosce l'utilità, avvocato. Adesso li identificheremo tutti a verbale. Ma l'utilità, vuole che gliela spieghi, Presidente, è questa: che il Malvagna ha parlato di uno dei due. Va bene, ma una volta che poi risulterà dal verbale la identificazione, che lo sappia Malvagna oppure no, anzi mi pare che nuoce alla genuinità dell'esperimento. Si può ritirare Malvagna. No. Dovrebbe cominciare il signore qui alla mia destra, per favore. Pistone Francesco. Tuccio Salvatore. Di Bella Gaetano. Cesarotti Francesco. Assennato Salvatore. Coco Carmelo. Presidente, soltanto... Scusate, Cesarotti e poi... Assennato Salvatore. Assennato Salvatore. Chiedo scusa, Presidente. Sì. Ieri il signor Filippo Malvagna mi aveva detto che mi conosce, me l'ha presentato, non mi conosce questo qua. L'importante è che queste cose per dire sono evidenti. È sufficiente questo, avvocato Papalia? Oppure... Sufficiente, ha fatto il nome Coco Carmelo. Coco Carmelo. In effetti mi pare che il collaborante ha parlato di un figlio di Assinnato, non di Assinnato Salvatore, indicando... No, lui ha detto Assinnato Salvatore. Comunque, a parte questo, parola, posi il microfono. Presidente, vorrei che venisse dato atto... Lo sto facendo questo, è atto verbale che interviene e che viene ripreso. Ecco, no, Gli è tolto un'altra la cosa parola. chiedevo che venga dato atto che Coco Carmelo porta gli occhiali. Possiamo dare atto che Coco Carmelo al momento dell'esperimento indossava occhiali apparentemente da vista. Sì, ma a questo punto il difensore si inserisce per chiedere se a Coco Carmelo ha da fare delle dichiarazioni in ordine a da quanto tempo porta gli occhiali da vista. E credo che sia... Siccome avvocato, nelle altre ricognizioni non mi sembra che il Coco abbia portato gli occhiali, tutto qui. Poi, il caso può essere oggetto di indagine successiva. Questo. Possono ritornare ai loro posti, per favore. Si accomodi di là. O anche lì, sì, al microfono. Gli altri possono ritornare. Presidente, mi scusi. Sì. Io questo signore non lo conosco per niente. Se lui conosce me vuol dire che ti hanno fatto vedere le foto, perché io non lo conosco per niente, che lui dice siamo stati insieme a parlare o meno di queste cose. Io non lo conosco questo signore. Mi è stato riferito chi mi conosce. Io non so come ha fatto a riconoscere a me, non lo so. Non l'ho visto mai in vita mia, mai. Cioè, non vedo il nesso giusto che questo signore mi accusa a me. Io sono incensurato, non ho avuto mai a che fare con niente. E questo signore mi accusa di che cosa? Mi accusa, io non lo so. Ma come io... Non lo so, la gente onesta come finiva? Era così, in mano di qualcuno che è bugiardo per dicendo queste cose qua. Io non ho mai visto questo signore. Nella vita mia non l'hai visto mai.
Presidente, io non so cosa devo dire più. Sono sbalordito di queste cose, di queste signore che mi accusa, di queste cose che abbiamo parlato assieme. Io non l'ho visto neanche per un secondo. Presidente, ho 54 anni e non mi metto a dire certe cose, non sono umane, non sono onesti quello che dice questo signore qua, non lo conosco veramente. Io ho lavorato una vita, Presidente, e ora mi trovo accusato di certe persone che non li conosco, veramente non li conosco. E mi si addebitano certe cose che non mai mi sono creato nella testa. Ne prendiamo atto, è verbalizzata la sua dichiarazione e procediamo. Grazie. E il maresciallo, per favore. E il maresciallo, per favore. Maresciallo, questi altri tre faccio vincente secondo il diritto nominato del detto, più tre allora c'è un altro gruppo di 6 persone. Grazie. Allora, mentre gli imputati si preparano, la Corte si ritira per sciogliere la riserva in ordine alla necessità o all'opportunità del riconoscimento di Tusa, Francesco e Lucio. Quale argomento pubblico? In riferimento della ricognizione di Tusa possiamo aggiungere un'altra considerazione? Ma i termini sono chiari, i termini del problema e i termini in cui ha riferito Malvagna, quindi mi pare che ogni altra considerazione mi sembra superflua. Ci ritiriamo. Presidente, chiedo scusa per la pausa, comunichiamo che il verbale del 29 dicembre di Farina 29 dicembre 95 era stato depositato con omissis, viene depositato per intero. Prendiamo posto, per favore. La Corte ritiene che sussistano i presupposti per procedersi a ricognizione di persona anche nei confronti di Tusa Lucio e Tusa Francesco, perché riconosce che gli elementi di giudizio in ordine alla necessità dell'atto probatorio vanno desunti non solo dalle dichiarazioni di Malvagna Filippo, ma dalle sue dichiarazioni poste in relazione a dichiarazioni di altri collaboranti. E intanto stavamo procedendo a ricognizione nei confronti delle 3 persone che avevo indicato. Ci sono problemi? Possono essere portate qui le 3 persone che avevo indicato?
mai un esperimento di questo genere deve mettere in crisi tutta l'udienza. Cosa stiamo aspettando per procedere? Quali problemi ci sono? Allora, abbiamo un gruppo di 5 imputati. Signor Presidente, le chiedo scusa, sono Giorgio Sanfilippo in sostituzione dell'avvocato Pavone. Sì. Ecco, io chiedevo se è possibile che la ricognizione per quanto riguarda Quattrocchi Angelo venga effettuata insieme a questo gruppo, cioè se si possa mimetizzare con questo gruppo, perché c'è una persona abbastanza somigliante, quindi servirebbe all'efficacia del mezzo. Osservazioni il pubblico ministero in ordine a questa richiesta, cioè di aggiungere il signor Quattrocchi a questo gruppo? No, Presidente. Grazie. È presente in aula, mi pare. Sì, lo faccia accomodare. Allora, un gruppo di 6 imputati che si dispongono sul pretorio a loro scelta e dovrebbero fare un passo avanti, per favore, tutti quanti. Ecco, introduciamo il signor Malvagna, per favore. Per favore, ancora un po' avanti, un altro passo. Più di questo non va. Signor Malvagna, osservi queste altre persone, dica se ne riconosce qualcuno. Il numero 1, cominciando sempre da destra. Il numero 1 è Filippo Marcente. Il numero 4 è uno dei Catina. Gli altri non mi sembra di conoscerli. Ci sono osservazioni? Possiamo far ritirare Malvagna? Signori, nessuna osservazione, si può ritirare. Silenzio, silenzio. Allora, lei guardi che rischia di farsi espellere dal processo completamente, perché guardi, non è la prima volta che lei si comporta in maniera e che io devo richiamarla. Ha capito? Guardi che però io voglio dire, ma lei come dice a me? Lei non lo deve dire a Malvagna, lo deve dire al microfono come sua dichiarazione, né a Malvagna né ad altri. Prima i nominativi, se si prende il microfono. No, cominciando dalla destra. Vai.
Lei è il signor? Marchante Filippo, e devo aggiungere questo individuo, l'ho conosciuto a Re Bibbia nei periodi di Pasqua. Lo ringrazio. Coguzza Antonino? Quattrocchi Angelo, Mascali Angelo. Franco Sansone. E poi volevo dire due parole, per favore. Scusi un momento, io sono arrivato a Quattrocchi Angelo. Sì, io. Mascali Angelo. Franco Sansone. Illuminato Roberto. Illuminato. No, il prima di illuminato? Sansone Francesco. Sansone Francesco, se è possibile vorrei dire due parole. Grazie. L'imputato Gramagna, il collaboratore, Malvagna, ha detto che mi conosce di persona, che faccio parte di Picanello, che ho una brisca clandestina, ma io non ho avuto mai brisca clandestina, io soltanto sono un giocatore. Mi piace giocare e vado girando per giocare, soltanto. Tutto questo. Ha detto che mi conosceva di persona, poi ha detto nel conto del negatorio, mi scusi, ha detto che mi vedeva soltanto. E beh, ci secondo che la realtà è queste cose non secondo, non contano, questa è tutta la mia realtà. E ha detto che poi mi vedeva, ora nemmeno mi conosce, prima mi conosceva di vista, di persone. Tutto sarà valutato, signor Santocomio. A presto. La ringrazio. Signor Presidente, mi consente? Sono l'imputato Coguzza Antonino. Questo signore mi accusa di un incendio e dice che è stato 7 giorni con me. Signor Presidente, io le faccio presente che a quell'epoca avevo 15 anni e mezzo, oggi ne ho 21 e ha 2 anni che sono in carcere perché mi trovavo in una cella del carcere di Piazza Lanza insieme a Maurizio Avola, però da carcere non ci sono voluto andare io nella cella di Avola, sono stato alle guardie, mi hanno preso e mi hanno portato là e questo signore mi ha fatto una chiamata. Quindi, signor Presidente, lascio valutare a lei la credibilità di questo signore, che ieri parlava un'ora di mia. Eliminati i commenti che non mi appartengono. Poi c'è anche Illuminato. Illuminato. Io avevo fatto fare richiesta dal mio avvocato di non fare il confronto, non perché mi conosce o non mi conosce, non me ne frega niente, perché si è visto, perché lui aveva descritto una persona, sempre Robertino, non Illuminato Roberto, 1,70 m, capelli non lo so com'è, io 1,70 m non ci sono mai stato, non lo so, però lei me l'ha fatto fare lo stesso, come si è visto, penso che non devo dire niente, va. Grazie. Signor Presidente, per piacere se si possono mettere agli atti queste cose, perché questo signore mi accusava ieri di brutto. Tutto quanto si è visto il risultato, signor Presidente? in quest'Aula viene registrato anche visivamente, quindi cosa dobbiamo mettere di più agli atti? Quello che ha detto è registrato, sarà letto e sarà... Io lo sto potendo notare tutte le bugie che ha detto su di me, ora su New Carici no, non conosco. No, questi discorsi certamente non saranno, perché fate valutazioni che non mi appartengono. Lei ha detto io all'epoca dei fatti avevo 15 anni, questo sarà valutato per la credibilità. Comunque siamo nelle vostre mani, nelle mani della Corte. No, siete nelle mani del processo, esatto. È la seconda volta che lo dico, potete tornare ai vostri posti. Mi dà la parola? Presidente, chiedo che l'esperimento successivo sia fatto separatamente per ognuno dei riconoscibili. Presidente, le dispiace, io reitero la richiesta avanzata all'inizio della... Si riferisce sempre ai suoi assistiti, avvocato, ovviamente, cioè che siano messi in due gruppi diversi. Va bene. L'avvocato mi dispiace, faccio fare senza Presidente,
Sì, mi scusi, per quanto riguarda l'altro mio assistito, Chi è? non faccio il nome, Presidente. Allora come vuole che lo dica? Ma si avvicini, avvocato, si avvicini. No, non si figura. Chi è? Cesare Giuseppe. Il maresciallo si vuole accomodare, per favore. Che sono l'avvocato Catania. Visto che non arrivano, io per i miei assistiti chiedo che procediamo, prima della ricognizione, che procediamo agli adempimenti di cui all'articolo 213. Gli adempimenti di cui all'articolo 213, avvocato Catania, sono stati fatti in forma, se vuole lei, superficiale, ma sono stati fatti. Cioè, no, Presidente, io non capisco come per uno dei miei aveva proceduto prima di ora a ricognizione di persona nei confronti delle persone che l'aveva nominato o a identificazione fotografica. Presidente, la descrizione delle persone l'ha fatta per quello che è stato possibile. Presidente, mi scusi, appena lei mi ridà la parola. Non capisco, io dico, a parte che questa indicazione generica per me non è sufficiente, ma non capisco quale descrizione abbia fatto per uno dei miei assistiti che dice di non conoscere e che non si può dire che abbia individuato con un nomignolo, un soprannome, uno pseudonimo, un riferimento di persona. Ancora non lo capisco, Presidente. Quindi io chiedo che prima che procediamo all'esame di quel mio assistito, il tizio sia invitato agli adempimenti di cui all'articolo 213. Ritengo che quello che è stato fatto è sufficiente, avvocato, perché devo anche fare un'altra considerazione, e cioè che non mi sembra opportuno, a mio giudizio, di procedere alla ricognizione dell'identificazione dopo aver richiesto specifiche notizie sulla persona da riconoscere. Immediatamente dopo questa valutazione faccio, e per cui nel bilanciamento tra le due cose ritengo di procedere oltre. Catania, poi lei farà le sue osservazioni. Presidente, io ritengo che il presupposto di quest'atto, se non deve essere un atto che colpisce nel buio, sia il presupposto che Tizio abbia detto che conosca la persona. Scusi, avvocato Catania, il suo presupposto e la sua osservazione dell'atto che colpisce al buio è stata valutata e rigettata dalla Corte. Non è un atto che colpisce al buio, perché i presupposti, gli indizi di identificazione
Abbiamo detto non vanno valutati solo con riferimento alle dichiarazioni di Malvagna, ma anche agli altri elementi che esistono al processo. Incidente è chiuso. Malvagna, per Io favore. fin da ora eccepisco la nullità di questa. Buongiorno. Allora, un gruppo di 7-8. Presidente, le dispiace prima di introdurre Malvagna, sono l'avvocato Antoci. Prego. Possiamo aggiungere il mio assistito? Prego? Possiamo aggiungere a questo gruppo la persona del mio assistito? È detenuta? Libera. Lo possiamo aggiungere. La ringrazio, Presidente. Si accomodi. Allora, un suppletorio a un gruppo di 3, 6, 8. Non ha nessuna importanza, si può accomodare. Di 9 imputati. Quindi osservi sempre dalla destra verso sinistra, dalla sua destra verso sinistra. Il numero 1 è uno dei fratelli Ercolano. Il numero 2 è uno dei fratelli Cesarotti. Gli altri mi sembra di non conoscerli, solo l'ultimo a sinistra, però il nome non me lo ricordo. Cioè, lei dice l'ultimo a sinistra lo conosce ma non ricorda chi sia. Ci sono osservazioni? Si può appartare. Allora, Ercolano Giuseppe, Cesarotti. Guardi, la smetta e smettetela tutti di pretendere di darmi lezioni, va bene? No, lei non ha la parola e stia zitto. Lei deve stare zitto, anzi, per favore, riaccompagnate questo signore al suo posto. Poi, lei il terzo, come si chiama? Forte! Tomaselli Antonio. Poi. Poi. Papone Emanuele. Fazio Vincenzo. Poi. Pappagallo Martino. Lei Caruso? Carmelo. Possono tornare ai loro posti.
lasciarlo per favore. Presidente, non c'era qualche altra persona ancora da riconoscere? Prego? Questo è l'ultimo esperimento. Ah, ho capito. Sì. E il signor Suraniti, per favore. Sì. Allora sì, Ferrante. No, è Ferrante. Allora, se mi prende anche Ferrante. Aspetti, poi dovrebbe vedere. Se è disponibile uno dei testi per il signor Suraniti, che è uno che si è così, glielo dica, che è nell'interesse del genere, non è che glielo dica, se c'è uno di età un po' più grande di questi tre giovani e della un po' insomma più Ferrante è un'altra persona. Lei ha qualcuno, può indicare qualcuno che le somigli su Ranelli? Io Presidente lo vorrei fare anche da solo se è possibile, quindi non c'è problema. No, io non l'ho capito. Cioè per lei anche se non ci sono persone di raffronto non ha nessuna importanza? No, lo posso fare anche da solo. Allora solo il Ferrante, sì. Presidente, chiedo scusa, ma Suraniti non dovrebbe togliere la cravatta, perché chi è esperto di cose carcerarie ben sa che chi proviene dalle celle non può avere né lacci, né cravatte, né catene, né fermaglie, è chiaro? Lo dico per la legalità dell'atto, non noi. Non è che fa male avvocato. È a sua discrezione, Suraniti, faccia lei quello che ritiene di fare. Sì, a mia discrezione lo lascio stare. Cioè l'ha fatto già, lei è stato già qui. No, è forse perché... Ah sì, ora ultimamente. Va bene, lo può riaccompagnare, non so. Allora mi pare che è l'ultimo, questo è l'ultimo atto di riconoscimento, non ci sono altri. Allora introduciamo il signor Malvagna. Abbiamo atto che sul plotone c'è un gruppo di 4 imputati che si dispongono secondo la loro scelta. Viene quindi introdotto Malvagna Filippo, invitato a osservare. Sempre cominciando da destra. Il primo è Salvatore Santapaolo, detto Colluccio. Il secondo non lo conosco. Il terzo mi sembra Francesco Tosa. Il quarto è Renato, quello di Picanello.
Ci sono osservazioni? Si può accomodare, si può portare. I vostri nomi, per favore. Santa Paolo Salvatore. Udespode Dovaddo. Tusa Francesco. Suraniti Rinaldo. Presidente, volevo dire una cosa. Il signor Mavagna diceva che mi conosceva. L'abbiamo visto. Possono tornare al loro posto. Sì. Se la Corte può dare atto del colorito del signor Tusa e del colore dei capelli del signor Tusa. Chi è il signor Tusa? Dare atto? Che i capelli sono scuri e che il colorito, a mio giudizio, è del tipo mediterraneo rivasto, insomma, a meno che la Corte non abbia altra, io lo vedo così, però non lo volevo La dire. Corte. Io potrei dire che ha i capelli castano scuri. Perfetto. E il colorito a me sembra chiaro. Chiaro. A me chiaro non sembra veramente, Presidente. Occhi chiari. Gli occhi sono di colore chiaro, signor Tusa, o sbaglio? Grazie. C'è la foto di ieri, no, Presidente, dove mi ha riconosciuto. Si può guardare quella e confrontare. La notte ha portato consiglio al signor Malvagna. Presidente, posso? Presidente, un attimo. Presidente, noi vorremmo che la Corte, prima di licenziare le persone che sono state riconosciute, attenzionasse, quindi nella contestualità, se vuol dare atto di qualcosa darà atto, ma quantomeno faccia questo sforzo di osservazione. La foto numero 534 che era stata mostrata al Malvagna in sede di ultimazione dell'esame, foto nella quale aveva riconosciuto un certo personaggio. Noi vorremmo che la persona riconosciuta in fotografia dal Malvagna venisse nella contestualità dell'espletamento dell'atto, venisse attenzionata dalla Corte. Cioè tra la persona riconosciuta dal Malvagna nella foto e la persona che ha oggi riconosciuto. Noi riteniamo che ci sia una rassomiglianza. Vorremmo che comunque la Corte mettesse a fuoco questo ricordo per quello che saranno i discorsi. Intanto vorrei che gli imputati tornassero al loro posto, con eccezione per il signor Tusa. Presidente, l'avvocato Cannavò. Presidente, prima di far allontanare gli imputati, se la Corte può dare atto che il Suraniti è fortemente brizzolato. In effetti io ho chiesto al signor Suraniti che scegliesse una persona che gli somigliasse e ha risposto che non lo riteneva necessario. Posso parlare un attimo? Poi l'avvocato Pogliese lo ha invitato a togliersi la cravatta, ha ritenuto di non farlo. Può parlare, si avvicina al microfono. Ma questa non è una questione di presunzione, il fatto che non ho voluto togliere la cravatta. Il fatto che non ho voluto togliere la cravatta o non ho voluto altri con me non è una questione di presunzione, signor Presidente. Uno che è sicuro dei suoi fatti non ha problemi o con uno o da solo o con altri, se ha da riconoscermi mi riconosce. Perché il signor Malvagna, quando ha fatto la descrizione di un certo Renato, effettivamente per certi versi corrisponde alla mia persona. Ma non mi sarebbe sembrato strano la cosa, perché possibilmente il signor Malvagna passando avrebbe potuto anche vedermi. Ma quando il signor Malvagna asserisce di essere venuto a parlare con me, al signor Malvagna non può sfuggire a una persona così intelligente, non può sfuggire che io ho un capello nero in mezzo a tanti bianchi, che dice che io ho i capelli neri tirati all'indietro. E signor Presidente, le faccio presente che io i capelli bianchi così brizzolati non ce li ho da ora, ma ce li ho da parecchi anni, da 10 anni. Quindi che il signor Malvagna continuava a dire che mi avrebbe visto da lontano, io non avrei fatto nessuna, non mi sarei neanche lamentato. Ma che dice che ha parlato con me quando io non l'ho mai visto? Ma insomma si sarebbe dovuto ricordare che i miei capelli sono bianchi, c'ho qualche capello nero in mezzo a tanti bianchi. E i baffi, prego. Insomma, che poi uno deve crederlo incondizionatamente.
Lei può Presidente, tornare mi al suo scuso. posto, signor Suraniti. Mi scuso Presidente, si è dato atto dei capelli grigi anche per i baffi, Presidente, la pregherei. L'ha detto ed è verbalizzato. Primo, non c'è nessuna osservazione. No, d'accordo, nessuno se Quindi- lo dico per i baffi, ecco, dare atto di questo. Possiamo dare anche atto che il signor Suraniti in questo momento porta dei baffi che sono pure brizzolati. Signor Sant'Apollo. Io questo signore l'ho conosciuto in piazza Lanza all'82 per la mia detenzione. Poi fuori non l'ho visto mai più. Solo questo volevo dire.